e benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sicilia in festa per l'arrivo del 2026. A Palermo in più di 15.000 hanno brindato in piazza al nuovo anno, accompagnati dai brani di Arisa e The Colors. Tanti anche i catanesi, malgrado la pioggia, in piazza Duomo, con la musica di Gali, Delia e tanti altri. Con Noemi sul palco di Piazza Marconi, Agrigento archivia l'anno da capitale italiana della cultura, un bilancio tra aspettative mancate e polemiche. In calo, per fortuna, gli interventi dei vigili del fuoco per botti e petardi, ma si contano sempre troppi feriti. Il più grave, un operaio di Licata con lesioni a entrambe le mani. Messina e Catania in gara per chi è nato prima nel 2026. Alessandro è arrivato nella città dello Stretto a 00:01, ma Zoe è venuta al mondo sotto l'Etna un secondo dopo l'anno nuovo. Nel discorso di fine anno il presidente Mattarella ricorda Falcone e Borsellino, simboli, dice, della legalità e della lotta alla mafia, esempi che ispirano le nuove generazioni non solo in Italia. Attesa a Catania per il concerto di Capodanno al Massimo Bellini, operetta e cori con musiche da Strauss a Lear, con la direzione di Andrea Sanguineti, in diretta su Antenna Sicilia che si collegherà dalle 18:30, la replica su Telecolor sabato alle 20, in streaming sul sito Sicilia Web. Da domani al via ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. In Serie B il Palermo sta per definire la cessione di Brunori e cerca un sostituto nel reparto avanzato. In C Catania accoglie Bruzzaniti e pensa alla partita con il Foggia. L'attaccante è in città e potrebbe essere a disposizione per il match. Bentrovati e ancora auguri. In più di 15.000 in piazza a Palermo per brindare al nuovo anno, accompagnati dalle interpretazioni di Arisa e The Colors. Musica fino a tarda notte, l'auspicio che per la città possa essere un anno decisamente più sereno. Marco Gullà. 5, 4, 3, 2, 1. Arisa e poi The Colors hanno accompagnato i palermitani e anche tanti turisti nel salto dal 2025 al 2026. Una grande festa quella a Piazza Politeama, in oltre 15.000 hanno brindato al nuovo anno tra sorrisi e allegria. La voce straordinaria di Arisa, con i suoi successi indimenticabili come Sincerità e La notte, ha dato vita ad una performance che ha fatto emozionare e cantare tutto il pubblico palermitano. Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà la tua sofferenza e tuo lamento. A seguire tanta musica e divertimento con i The Colors, una delle band pop rock italiane più amate e di successo degli ultimi anni, con hit da milioni di streaming che hanno fatto scatenare i presenti, soprattutto con Italo Disco. Non resisto, scusa se insisto, questa notte. Poi musica disco fino a tarda notte. Palermo brinda al 2026 con la musica, sperando che possa davvero essere di buon auspicio per un anno decisamente più sereno. E anche i catanesi con gli ombrelli sotto la pioggia in Piazza Duomo per il Capodanno con la musica di Gali, Delia e tanti altri. Lanciato pure il logo per la candidatura a capitale italiana della cultura. Emanuela Corsi. 5, 4, 3, 2, 1, auguri! La pioggia non ha fermato i festeggiamenti per il nuovo anno di Catania. Sotto un mare di ombrelli, migliaia hanno salutato il 2026 con il tradizionale concertone di Piazza Duomo. E allora canto la mia canzone. Tanti gli artisti e talenti siciliani e nazionali sul palco, tra loro Delia, rivelazione di X Factor. Ti fate prendere a parlare pure come questa vera. Dici il pugno a prova, no, non si sbaglia a parlare, tu male. A
Ad intrattenere il pubblico catanese anche Marina Rei, Zappato, Colorindaco, Caballà insieme ai Beghi. Super ospite Gali tra i protagonisti della scena urban italiana. Quanto mi manca Tra i momenti più significativi la presentazione dello spot e del logo della candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. Protagonista della notte anche la patrona Sant'Agata. Il 2026 segnerà infatti il 900° anniversario del rientro delle reliquie della Santa in città. La serata è stata condotta da Ruggero Sardo e Desiree Ferlito. A seguire musica dance fino a notte fonda con il DJ set di Radio Studio Centrale, con Alex Spagnuolo e Giovanni Nicastro. Con Noemi sul palco di Piazza Marconi, Agrigento archivia l'anno da Capitale Italiana della Cultura e fa un bilancio tra aspettative mancate e polemiche. Davide Sardo. Con il concerto di Noemi in Piazza Marconi davanti a circa 7.000 persone, Agrigento ha vissuto una serata di forte richiamo. Un evento molto seguito, esterno al cartellone ufficiale, che ha fatto da cornice alla chiusura dell'anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Un percorso lungo e complesso, segnato da polemiche, ritardi e critiche, con più ombre che luci. Nonostante le difficoltà, tutti e 44 i progetti del dossier sono stati portati a termine, seppur con slittamenti, mettendo a dura prova la macchina organizzativa. Sicuramente per quanto abbiamo lottato e faticato sono soddisfatta, perché non era affatto scontato. Voi sapete che io sono arrivata e non avevo nulla, la sede, non avevo il personale e peraltro i progetti erano idee progettuali, quindi da concretizzare e mettere in cantiere per poi renderli proprio fruibili e realizzabili. E alla domanda se abbia mai pensato di mollare, la risposta è sincera. Qualche pentimento l'ho avuto, ma ritengo di essere una persona di Stato, cioè un uomo di Stato che sono una donna, quindi per me era una questione importante non desistere, ma mettere con tutte me stessa al servizio proprio di questa città, del paese, perché poi Agrigento Capitale della Cultura è Capitale Italiana della Cultura, quindi è una cosa che aveva una rilevanza a livello nazionale. Quindi ho ritenuto di dover reggere fino alla fine. Resta però l'amaro in bocca. Pochi turisti, ricadute limitate e un titolo prestigioso che per molti non si è trasformato in un reale volano di sviluppo per la città. Calo degli interventi dei Vigili del Fuoco per botti e petardi in Sicilia a Capodanno, ma si contano sempre troppi feriti. Il più grave, un operaio di Licata con lesioni a entrambe le mani. Emanuela Corsi. Notte di botti e di paura in Sicilia, dove però il bilancio di Capodanno vede l'isola collocarsi tra le regioni con il numero più basso di interventi da parte dei Vigili del Fuoco. 4 i feriti per i botti nella notte a Messina. Un uomo di 37 anni ricoverato al Policlinico ha subito l'amputazione di 2 dita. Nell'Agrigentino un 23enne di Licata è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un petardo, riportando gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. Durante la notte è stato trasferito urgentemente all'ospedale civico di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A Catania il bilancio dei botti di Capodanno è meno grave degli anni scorsi e nessuno dei feriti è stato ricoverato. All'ospedale Cannizzaro il paziente con le conseguenze più serie è un 25enne che a causa dello scoppio di un petardo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto e alla mano sinistra. 2 uomini sono stati medicati e dimessi per ferite d'arma da fuoco. Uno di loro, un 69enne della provincia, ha subito l'amputazione parziale di un dito della mano sinistra. Durante la notte, sempre a Catania, la polizia ha sequestrato 500 kg di fuochi d'artificio, destinati con ogni probabilità ad essere utilizzati in occasione dei festeggiamenti per la fine dell'anno. Il carico è stato scovato in più scatoloni nascosti nel bagagliaio di 3 auto, denunciati 4 uomini di Messina. Sono 7 i feriti per i botti di fine anno a Palermo. Al Policlinico Paolo Giaccone, tra il pronto soccorso e la chirurgia plastica, sono stati curati 4 uomini per traumi da scoppio. 3 provocati da petardi e 1 da una pistola. Tutti si sono feriti alle mani. 3 dei pazienti hanno perso parti di falange e sono stati ricoverati. 1 è stato medicato e dimesso. Inizio di anno con tanta paura invece per i condomini di un palazzo di via 20 settembre a Milazzo, a causa di un incendio causato probabilmente dallo scoppio di una caldaia nell'appartamento di una famiglia. Evacuato il palazzo dai Vigili del Fuoco. Non si sono registrati feriti, ma soltanto spavento.
Ancora a Palermo, dove una donna è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco esploso in strada allo Zen. Il proiettile ha mandato in frantumi il vetro di una finestra e ha raggiunto la vittima al collo, che stava festeggiando il Capodanno, per fortuna soltanto di striscio. Era in casa e festeggiava con gli amici e i parenti. Trasportata all'ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. A Catania teppisti hanno staccato la bandiera italiana esposta a Scienze Politiche, l'hanno avvolta a un contatore del gas e poi hanno fatto esplodere il contatore con un petardo. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza l'area. A Cefalà Diana, nel Palermitano, ha denunciato un dentista abusivo, senza laurea, con il solo diploma di maturità e lo studio nella sua abitazione che è stata sequestrata. Nel soggiorno cucina i carabinieri hanno trovato 4 pazienti in attesa della visita. Capodanno con il fiocco rosa. Zoe è venuta al mondo un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi di Catania. Primo neonato del 2026 in Sicilia, batte al photo finish il messinese Alessandro. Auguri e benvenuti entrambi. Tonino De Magno. Perché mio marito appunto ha visto un film e c'era una ragazza che si chiamava Zoe. Si chiama Zoe, pesa 2 kg e 780 grammi ed il suo nome è stato scelto da papà Stefano perché è appassionato del film in cui Zoe era la protagonista. Capodanno da Oscar all'ospedale Garibaldi Inesima a Catania, che festeggia il primo nato in Sicilia, battendo al photo finish Alessandro, nato all'ospedale Papardo di Messina un minuto dopo la mezzanotte. Zoe e l'equipe del reparto di ginecologia del Garibaldi, diretto dal professore Giuseppe Ettore, sono stati più rapidi. Un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, ecco il lieto evento per la felicità di mamma Paola. Sì, molto speciale. È arrivata lei, finalmente ci siamo tolti questo pensiero e siamo felici. Quali sono le sue sensazioni? Tutte emozioni belle, soprattutto appunto che è arrivata, sta bene, l'importante era questo. Zoe, terzogenita, sembra infastidita dalle luci ed aspetta la poppata, subito accontentata da mamma Paola. Parola allora a chi l'ha assistita. Una gioia immensa iniziare l'anno col primo nato qui a Catania. Devo dire che l'ostetricia di Inesima si conferma il primo punto nascita qui in Sicilia. Abbiamo superato anche quest'anno i 2000 parti. Abbiamo un team completo di assistenza sia per la mamma che per il bambino. Il nuovo anno si apre con una nascita carica di speranza. Il Capo dello Stato sfoglia il libro dei ricordi del grande paese che è l'Italia, ma lancia anche uno sguardo al futuro, ai giovani. Nel discorso di fine anno il Presidente Mattarella ha parlato di pace, di NATO, di Europa e ha ricordato Falcone e Borsellino. Riascoltiamo questo passaggio. Il film della memoria scorre. 2 volti che non possiamo dimenticare. Quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia, protagonisti anche dopo il loro assassinio. Il loro esempio continua a ispirare non soltanto in Italia le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Anni di tensioni, di grandi mutamenti che ci hanno accompagnato nel passaggio al nuovo secolo, al nuovo millennio. Auguri. Buon 2026. Anche ai primi dell'anno affascina il presepe vivente alle porte di Siracusa, nell'orto del convento dei Cappuccini di Melilli. Giunto alla 36esima edizione, continua ad avere un grande seguito. Francesco Aloi. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, con il bue e l'asinello, il cuore del presepe è qui. Siamo a Melilli, nel Siracusano. Questo è l'orto del convento seicentesco dei Cappuccini, che durante le feste diventa un presepe a cielo aperto. 150 figuranti che mettono in scena gli antichi mestieri, quelli tipici del presepe intrecciati a quelli legati al territorio. E così troviamo la senia con l'asino per l'estrazione dell'acqua, la costruzione delle arnie per il miele e il frantoio.
Questa è la 36esima edizione. Qui ogni anno vengono migliaia e migliaia di persone, di ogni età e da ogni dove. È suggestivo per i bambini vedere tutte queste cose, vedere i soldati romani, ciò che si legge o si vede nella storia, ma è un messaggio anche per i grandi. Per un po' ci si stacca dal cellulare e si rivive la magia del presepe, un modo per ricordare che il centro del Natale è la Natività. Questo a Melilli nel Siracusano, attesa al Teatro Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno di oggi alle 19. Sarà trasmesso in diretta su Antenna Sicilia, che si collegherà un po' prima, a partire dalle 18:30. Poi in replica andrà in onda su Telecolor il 3 gennaio alle 20 e comunque potrete seguirlo in streaming sul sito Sicilia Web. Alla conduzione, affiancata da Eva Spampinato, Roberta Lunghi, che ci invita all'evento. Il concerto del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania si riconferma anche quest'anno come la prima vera grande produzione televisiva per le nostre reti, Antenna Sicilia e Telecolor. Noi vi aspettiamo, io e Eva Spampinato, per portare nelle vostre case l'emozione unica di un concerto come questo, che si preannuncia davvero molto interessante. La componente dell'operetta, quindi un respiro mitteleuropeo, il ritorno del coro, 2 voci soliste di caratura internazionale, la direzione d'orchestra del maestro Sanguinetti. Da parte mia e di Eva Spampinato, che sarà con me, il compito invece di portare ai nostri microfoni tante voci della gente, delle istituzioni, della politica e della cultura. Non mancate, appuntamento alle 18:30 su Antenna Sicilia. Evviva! Pausa, tra poco per il calcio, valzer di attaccanti per le siciliane. Brunori lascia il Palermo e Bruzzaniti è già a Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, da domani al via la sessione invernale di calciomercato. Palermo che sta per definire la cessione di Brunori e nel frattempo va alla ricerca del sostituto. Marco Gullà. Anno nuovo, attaccante nuovo. Il Palermo sta ormai definendo la cessione in prestito di Matteo Brunori alla Sampdoria, ma parallelamente è alla ricerca del sostituto. Il profilo più intrigante resta senza dubbio quello di Tramoni. Inzaghi lo conosce bene, avendolo allenato prima a Brescia e poi al Pisa. Gli ostacoli principali per arrivare al calciatore del Pisa sono 2. Il primo riguarda la valutazione del club toscano, che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro, una cifra importante ma non insormontabile se la proprietà rosanero decidesse di puntare con decisione alla Serie A, come già accaduto in passato per altre operazioni. Il secondo problema è legato alla fiducia che Gilardino sta dimostrando nei confronti del calciatore. Nel casting degli attaccanti c'è anche spazio per Pierini del Sassuolo, ma il Palermo tiene sotto osservazione anche Jonsen. Un'idea che potrebbe prendere corpo invece è quella che conduce ad Antonio Vergara, trequartista di proprietà del Napoli, che sta trovando pochissimo spazio nella formazione di Conte. Il Palermo intanto, dopo la vittoria sul Padova, si gode questi giorni di festa e riposo. I rosanero torneranno in campo domenica 11 gennaio a Mantova. E a Catania l'attaccante Bruzzaniti, primo colpo di mercato dei rossazzurri. Da domani si allenerà in gruppo e potrà essere arruolabile per la partita di Foggia. La scelta finale spetterà a Toscano, ballottaggi in difesa e a centrocampo. Marco Carli. Bruzzaniti è a Catania e, fatte le visite mediche, sarà arruolabile per la partita con il Foggia. Poi ovviamente dipenderà da Toscano, che da domenica scorsa allena il gruppo in vista della partita dello Zaccheria, che Telecolor trasmetterà in diretta in esclusiva in chiaro. Il tecnico recupera Di Gennaro e non potrà contare su Lunetta. I giocatori nel ruolo non mancano, da Rolfini ad Ausilio, a seconda delle caratteristiche che Toscano vorrà dare al reparto avanzato, che poi si completerà con Jimenez e Forte. Ecco che Bruzzaniti potrebbe rappresentare già un'alternativa,
oltre a essere il primo colpo del Catania in questo mercato di gennaio. I dettagli del contratto sono noti da tempo, 3 anni e mezzo, e tanta fiducia anche per il futuro in un giocatore che da tempo sta facendo ottime cose. Tornando alla partita con il Foggia, altro ballottaggio in difesa fra Allegretto e Pieraccini. A centrocampo sembra favorito Quaini su Corbari. Poi, dopo lo Zaccheria, si inseguiranno gli altri colpi di mercato in difesa, in mediana e forse a fine sessione sull'esterno a sinistra. Ma intanto il Catania, dopo aver chiuso per Bruzzaniti, vuole cominciare il 2026 al meglio anche sul campo. E noi ci fermiamo qui, ancora buon Capodanno e felice 2026.